Una buona giornata, ben ritrovati. Focus TG in questo mercoledì 8 luglio. C'è parecchia cronaca in questa giornata, ma più tardi saremo anche a Venezia per la visita in laguna del cardinale Pizzaballa, che interverrà in doppia veste, prima a Venezia questa mattina e poi questa sera a Jesolo, in Piazza Mazzini, davanti ai giovani e al pubblico che vorrà ascoltare naturalmente la sua testimonianza da Gaza e non solo. Ma c'è parecchia cronaca che ci porta anche nel territorio, e allora andiamo subito con Esmeralda Dall'Alonga, Michele Zanette a Concordia Sagittaria nel Veneto orientale, dunque perché c'è stato un devastante incendio nella serata di ieri che ha costretto i vigili del fuoco a un lungo lavoro per tutta la notte. In fiamme un'azienda di logistica e trasporti, c'è l'ipotesi che possa essere partito da un cortocircuito a un tir che era stato coinvolto poche ore prima in A4 in un tamponamento e che quindi potrebbe aver avuto poi delle conseguenze sul mezzo da cui potrebbe essere partito l'incendio. Tutte ipotesi naturalmente da verificare, che saranno nelle prossime ore al vaglio dei tecnici degli vigili del fuoco. Intanto andiamo a sentire il racconto dei nostri inviati sul posto. Buongiorno a tutti i telespettatori, ci troviamo in frazione di Levada, Concordia Sagittaria. Alle mie spalle, come vedete, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per l'importante incendio che ha distrutto completamente il capannone dell'azienda RF Trasporti Group di logistica, dove ci troviamo in questo momento. Sappiamo che nella serata di ieri è accaduto il tutto, 4 dipendenti si erano allontanati prima che il rogo avvolgesse il capannone. È giallo sul loro collega che sarebbe stato portato in ospedale a Portogruaro, ma secondo quanto appreso poco fa dai vicini e anche dai vigili del fuoco non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe semplicemente avuto un malore per via del calore. I danni sono molto ingenti, ammontano a oltre 1 milione di euro, l'azienda completamente distrutta. Sul posto nelle scorse ore oltre 30 vigili del fuoco. Abbiamo sentito anche dei vicini, delle abitazioni che sentirete poi nel servizio di questa sera con gli aggiornamenti, che hanno detto ai nostri microfoni di non aver mai visto fiamme così alte, quindi sicuramente un incendio che ha scosso tutta la comunità della zona, vicini, aziende vicine, ma anche chi abita nella via. L'allarme è avvenuto ieri sera, quando i dipendenti stavano per smontare e i vigili del fuoco stanno al momento ancora effettuando le operazioni. Come vedete dalle immagini stanno con l'acqua cercando ancora di bagnare, vedete tutto distrutto da mezzi telonati pronti a trasporto, a merce assemblata per essere trasportata e venduta, anche muletti alimentati a benzina, fusti di olio e migliaia di pannelli fotovoltaici. Il rogo è stato rapido, ai dipendenti non è rimasto nulla da fare che mettersi in salvo. Il fumo nero si vedeva a chilometri, secondo alcune testimonianze dei vicini della via le fiamme erano alte 20 metri. Il rogo ha preso vigore in pochi minuti, ha demolito le travi e ha fatto esplodere i pneumatici e i fusti d'olio, che hanno costretto i vigili del fuoco a moltiplicare le forze. Infatti sono arrivati da Fossalta di Portogruaro, San Donà di Piave e anche il personale di Mestre con il carro schiuma, e anche squadre provenienti dalla Tisana e San Vito al Tagliamento, quindi un vero dispiegamento di forze che sta continuando, come vedete, a lavorare per gestire la situazione. Ripeto, i danni per l'azienda sono ingenti, ammontano a oltre 1 milione di euro e seguiranno aggiornamenti poi nel servizio di questa sera con anche delle voci. Per il momento da Levada è tutto, cedo la linea in studio.
Grazie ai colleghi Esmeralda Dalla Longa, Michele Zanette, le avete sentiti dal posto. Questo rogo segue di poche ore un altro incendio devastante, quello che ha interessato la copertura di un condominio a Gaiarine. Siamo anche in questo caso nella parte orientale della regione, in particolare della provincia di Treviso. 2 o forse 3 mesi fuori casa è quello che aspetta le 12 famiglie evacuate dal condominio di via Garibaldi, come detto semidistrutto da un incendio partito dalla guaina della copertura. Tutti hanno trovato una sistemazione provvisoria grazie alla solidarietà di parenti e anche di alcuni imprenditori. Pieno d'acqua la cucina, ma solamente di rimbalzo. Oggi era già un po' meglio, ieri ce n'era tanta di più. Da basso cantina e garage sono allagati, ma pazienza, non abbiamo niente di che, insomma. Anche perché solo 3 stanze, c'è solo la cucina che è messa un po' male. Certo. Ieri è riuscita a uscire subito, immagino. Sì, l'hanno chiamata, è uscita subito, dopo mi ha avvisato, siamo venuti qua, andati fuori, dopo loro l'ho mandato a casa e sono stata qua a riunioni, non riunioni, sentire, capire, fino a ieri sera tardi. Rimane un avvenimento brutto. Dov'eri quando è successo? Io ero fuori e ho saputo la notizia giustamente perché mamma mi ha chiamato per assicurarsi che non ero a casa e quando sono tornato ho vissuto il fumo, i vigili del fuoco e avevo capito la gravità dell'avvenimento. Adesso capiamo con l'amministratore cosa fare, come partirà, perché se loro chiudono non si entra più, basta. Li recupera, abiti, vestiti? Lei è solo abiti perché è un piccolo appartamento, il resto starà dentro e Dio vede, Dio provvede, come si suol dire. Nel condominio di via Garibaldi è il secondo piano quello più danneggiato, il tetto non esiste più e anche il pavimento in alcune parti è compromesso. Purtroppo tutta la palazzina è inagibile, quindi abbiamo 12 nuclei familiari, una trentina di persone che sono attualmente insomma, cercano una soluzione ecco, per vivere. Insomma, ecco. La maggior parte ha trovato alloggio da parenti, una casa in vendita è stata messa a disposizione dalla proprietaria, 2 coppie sono state ospitate senza esitazioni dal titolare di un vicino agriturismo che ancora deve riparare i danni subiti domenica dal maltempo. Di fronte alla situazione che si era evoluta abbiamo dato disponibilità a chi stava organizzando la situazione grave che c'erano delle famiglie che purtroppo non potevano più tornare nelle loro abitazioni e quindi abbiamo dato la nostra disponibilità come struttura. Sulle cause dell'incendio indagano i vigili del fuoco. Per l'entità dei danni subiti dall'edificio i tempi di riparazione non saranno brevi. Auspichiamo che i tempi siano abbastanza ridotti, parliamo di 2-3 mesi, insomma, ecco. Quindi per mettere in sicurezza e quindi poter far rientrare le persone, almeno quelle che possono rioccupare gli alloggi, possano rientrare tranquillamente. E poi c'è stato un incendio sull'argine del Muson, siamo a Campodarsego, fiamme partite dalle sterpaglie di un campo, salvate le proprietà confinanti grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Voleva bruciare delle sterpaglie, ma in pochi secondi, complice il caldo intenso che aveva reso secca l'erba e il terreno arido, il fuoco si è esteso coinvolgendo gran parte di un terreno agricolo lungo l'argine del Muson a Campodarsego. Ad innescare il rogo un anziano agricoltore che aveva dato fuoco ad alcune sterpaglie, una pratica purtroppo ancora diffusa nella tradizione contadina per ripulire i campi dai residui vegetali, ma molto pericolosa visto le temperature record delle scorse settimane. I proprietari dei campi confinanti, vedendo le fiamme avanzare rapidamente, hanno tentato di contenere l'incendio utilizzando il sistema di irrigazione e gli estintori portatili. Sul posto è arrivata anche una squadra dei vigili del fuoco da Padova che ha impiegato circa un'ora per domare completamente le fiamme. Alla fine l'incendio ha interessato una striscia di terreno lunga circa 100 metri e larga tra i 5 e i 10 metri, proprio al confine tra 2 proprietà. Il 90enne responsabile rischia ora una pesante sanzione che può arrivare fino a 26.000 euro di multa e l'arresto da 3 mesi a 1 anno. Fin qui dunque la pagina legata agli incendi che si sono verificati nelle ultime ore. Adesso torniamo su una vicenda di cronaca che ha fatto molto scalpore, quella dell'ex professore di religione Francesco Saviane, accusato di pedofilia. Il pubblico ministero ha chiesto il giudizio immediato, ci racconta tutto in diretta Marta Zatta con Federico Cibotto. Marta, buongiorno.
Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, ritorniamo su un caso del quale abbiamo parlato a lungo negli scorsi mesi, quello che riguarda Francesco Saviane, l'ex insegnante di religione dell'Istituto Barbarigo di Padova, ma anche collaboratore di diverse parrocchie dell'Alta Padovana e del Piovese. L'ultimo incarico ce l'ha avuto proprio all'interno della parrocchia di San Lorenzo di Albignasego. Qui infatti era proprio nato un vero e proprio scandalo. L'uomo è accusato infatti di pedofilia aggravata nei confronti di 7 minori. Era stato infatti messo ai domiciliari proprio nel maggio scorso. Ecco, ora il PM ha chiesto il giudizio immediato, quindi cosa vuol dire? Che viene consentito il salto dell'udienza preliminare e si andrà direttamente al dibattimento. Secondo la ricostruzione infatti degli inquirenti, la mole di prove contro Francesco Saviane sarebbe veramente ingente. Il tutto era nato nel 2017 dalla denuncia di un ragazzo, uno studente dell'Istituto Barbarigo, che parlando con un altro docente aveva raccontato che appunto l'ex insegnante lo aveva avvicinato e gli aveva appoggiato le mani sulle gambe, ma questo sarebbe solo veramente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'uomo appunto è stato messo ai domiciliari nella parrocchia di San Lorenzo di Albignasego e da qui ne era nata veramente una polemica. I parrocchiani, i genitori della scuola anche di infanzia di San Lorenzo di Albignasego erano infuriati e di fatto anche il vescovo di Padova, Claudio Cipolla, ha fatto immediatamente allontanare Francesco Saviane dalla parrocchia e anche Don Contarini, il parroco appunto di San Lorenzo, è stato allontanato. Tra l'altro anche qualche giorno fa anche la suora che collaborava con Francesco Saviane è stata fatta allontanare dalla parrocchia. Lo dicevamo, quindi una mole di prove quella che avrebbero raccolto gli inquirenti a carico di Francesco Saviane, quindi questi sono per ora gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il 37enne. Noi vi racconteremo tutto anche nelle nostre edizioni serali dei nostri telegiornali. Per il momento Lina, da Padova è tutto. Grazie a Marta Zatta e Federico Cibotto. L'ANSA batte una notizia che rimane purtroppo nell'ambito di questi reati: sfruttamento sessuale di minorenni online, 7 arresti e 30 indagati, 7 persone arrestate dalla polizia del centro operativo per la sicurezza cibernetica di Catania nell'ambito di un'operazione contro lo sfruttamento sessuale di minorenni online, accusati di divulgazione e detenzione di ingenti quantità di materiale pedopornografico. Nell'ambito dell'inchiesta sono indagate 30 persone, sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali, oltre 100 operatori della polizia postale impegnati nell'esecuzione di perquisizioni personali e informatiche. Considerate che sono indagate persone residenti in 17 diverse città italiane e perquisizioni sono state eseguite tra l'altro anche a Venezia e Verona, quindi vedremo che sviluppi ci saranno. Si tratta di uomini di varie estrazioni sociali, studenti, disoccupati, impiegati, professionisti e operai, tutti tra i 19 e i 59 anni. Questa l'inchiesta emersa oggi. Adesso siamo pronti per andare a Villorba, siamo nella Marca trevigiana perché c'è stato purtroppo un nuovo grave incidente che ha interessato l'Arma dei Carabinieri dopo lo schianto della scorsa settimana gravissimo che ha coinvolto una pattuglia, ancora un'altra pattuglia rimasta ferita in questo scontro. Ci dice tutto Cristian Arboit, che è sul posto con Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Lina, questa volta con Nicoletta Rizzetto ci troviamo sulla Pontebana all'altezza della concessionaria Porsche in territorio comunale di Villorba e quella che vedete alle mie spalle è la conseguenza dell'impatto di questa gazzella dei carabinieri contro il muretto che delimita per l'appunto l'accesso alla concessionaria della Porsche. Un impatto particolarmente violento, vedete pezzi di cemento
nel canale qui a ridosso nel fosso. I fatti ieri sera, poco dopo le 22, questa gazzella dei carabinieri, all'interno 2 militari della caserma di Villorba, si stavano dirigendo in quella direzione, quindi verso Villorba, quando c'è stato l'urto, il tamponamento, pare, utilizziamo ancora il condizionale, con una Smart. Nella Smart c'erano 2 persone, un uomo trevigiano e una donna padovana, poco più che cinquantenni. Questa dunque è la direzione che stavano percorrendo entrambe le auto, sia la Smart sia la Gazzella dei Carabinieri. Quindi a un certo punto qualcosa è successo, un urto, un tamponamento con la Gazzella che è finita contro il muretto. Si sono attivati gli airbag, sono stati chiaramente attimi di apprensione, sul posto il SUEM 118, è arrivata anche la Polstrada, la polizia stradale di Vittorio Veneto per i rilievi del caso. I 2 carabinieri hanno riportato diverse contusioni e ferite. Uno ha riportato la frattura di un piede, possiamo dare un aggiornamento in tempo reale, del dito di un piede, chiedo scusa, e l'altro invece più grave, il capo equipaggio, diverse ferite e contusioni nel corpo, tra cui una frattura all'omero. E questo, come ricordavi te, Lina, dopo una settimana esatta dal terribile incidente di Falzè di Trevignano, in quel caso lo schianto tra una Gazzella dei Carabinieri e una BMW sulla quale viaggiavano 4 persone, padre, madre e 2 figli di 10 e 13 anni. Se questi 4 hanno riportato lesioni e ferite per 30 giorni di prognosi ciascuno, peggio è andata appunto ai carabinieri, un 30enne e un 32enne. Tutti e 2 erano stati ricoverati in terapia intensiva al Cafoncello con prognosi riservata. Il 30enne, dopo 48 ore, è stato portato in zona subintensiva e poi in questi giorni in reparto, quindi sta molto meglio. Invece il collega che era con lui resta in terapia intensiva in condizioni davvero critiche, c'è un importante trauma facciale ed è tenuto di fatto in coma farmacologico, quindi un quadro che resta grave e angosciante. Quindi 2 incidenti nell'arco di una settimana che hanno coinvolto dei militari che stavano svolgendo il loro lavoro nel pieno del servizio. Ieri sera la pattuglia di Villorba stava andando a rilevare un incidente qui poco distante. Quindi a questo punto non resta che guardare anche alle indagini della polizia stradale di Vittorio Veneto, ma la dinamica appare tutto sommato chiara. Per il momento è tutto dalla Pontebana. Con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie a Cristiana Arboit e Nicoletta Rizzetto. 2 persone sono state investite da un automobilista ubriaco ieri sera mentre passeggiavano nella zona di Sarniano a Belluno. La coppia fortunatamente non ha riportato traumi gravi lungo l'intervento dei vigili del fuoco per il recupero della vettura che è finita in un canale. Una donna di 66 anni e un uomo di 69, entrambi di Belluno, sono stati investiti nella tarda serata di martedì a Sarniano, frazione del capoluogo. L'auto che ha travolto la coppia è finita nel canale che lambisce la strada. L'investimento è accaduto attorno alle 22:30. Marito e moglie stavano concludendo la passeggiata serale quando improvvisamente l'auto guidata da un 23enne di Belluno, risultato positivo all'alcol test, li ha travolti. L'allarme è scattato subito e ha fatto arrivare a Sarniano 2 ambulanze
ambulanze del San Martino, i vigili del fuoco e i carabinieri del radiomobile di Belluno. Fortunatamente i traumi accertati dai sanitari non sono gravi. I 2 pedoni sono entrati al pronto soccorso con codici lievi, media gravità per la 66enne, codice 1 per il marito. Il veicolo, ribaltato su un fianco lungo il canale, è stato recuperato con l'autogru dei vigili del fuoco e successivamente affidato al servizio di soccorso stradale. Il tratto di strada interessato, parallela alla principale di via Tiziano Vecellio, è rimasta chiusa al traffico fino alle 2:40 per consentire il ripristino completo delle condizioni di sicurezza. Sulle strade in questi ultimi giorni è stata una vera e propria strage. 2 vittime in moto si sono registrate lungo la Romea e allora di fronte a questi incidenti mortali i sindaci di Chioggia, Mira, Campagnalupia e Codevigo hanno chiesto un incontro urgente ad ANAS e Regione sul tema della sicurezza con il governatore Stefani, che ha già annunciato in queste ore delle importanti novità. Sappiamo che la Romea è una delle opere, forse l'opera più importante di cui necessita il nostro territorio e soprattutto per quanto riguarda la messa in sicurezza. Insomma, i dati di questi giorni lo dimostrano. 3 morti in poco più di 10 giorni riaccendono i riflettori sulla sicurezza della strada statale Romea. L'ultimo incidente mortale nel territorio di Campagnalupia ha portato a 3 il bilancio delle vittime, rilanciando il dibattito sulla necessità di interventi strutturali lungo una delle arterie più critiche del Veneto. A perdere la vita nell'ultimo schianto il motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, di 62 anni. Ancora in ospedale la passeggera che era con lui. 2 giorni prima, sabato 4 luglio, era morto il 34enne Andrea Favaro, residente a Mira, anche lui in sella a una moto lungo il tratto padovano della statale. Il 26 giugno, sempre a Campagnalupia, un altro incidente era costato la vita a un camionista veronese. Di fronte a questa sequenza di tragedie interviene così il presidente della regione Alberto Stefani. Sia sulla 308, su cui abbiamo approvato la destinazione di fondi per il progetto di raddoppio a Stralci, tra l'altro sarà pronto entro le prossime settimane. Anche sulla Romea ci sono delle interlocuzioni in corso. A gennaio ero stato al Ministero e poi ad ANAS per quanto riguarda il rettilineo e poi l'eventuale variante di Chioggia. Poi ovviamente una volta conclusa la fase di progettazione c'è la fase di finanziamento e di cantierizzazione. Secondo quanto comunicato dal presidente ANAS, ha concluso la redazione del DOCFAP, il documento di fattibilità delle alternative progettuali, che riguarda il raddoppio del rettilineo tra Codevigo e Lughetto e le varianti di Chioggia, Rosolina e Portoviro. I tempi per la realizzazione tuttavia restano lunghi. A settembre prenderà il via il dibattito pubblico, durante il quale il documento sarà illustrato e discusso con amministrazioni locali, cittadini e categorie economiche. Al termine del confronto sarà individuata la soluzione progettuale da sviluppare, passaggio necessario per proseguire con la progettazione definitiva e le successive fasi che porteranno alla realizzazione degli interventi. Fin qui la Romea, ma di sicurezza stradale si parla anche nel Vicentino, a Orgiano. Un incrocio pericoloso allarma i residenti. Si tratta del luogo dove ha perso la vita il 15enne di Valliona in un drammatico incidente stradale che vi abbiamo raccontato pochi giorni fa. I cittadini denunciano il ripetersi di episodi inquietanti e allora per noi sul posto Daniele Garbin e Alberto Pivetta. La drammatica morte di Filippo Cortivo, il 15enne, la promessa del karting veneto di Via Valliona, che a Orgiano perse la vita il 10 giugno scorso in un incidente stradale drammatico proprio ad Orgiano, in via Camuzzana e in via Perara. Una settimana dopo circa il padre, Flavio Cortivo, ha però deciso di intraprendere una sua battaglia in modo tale che la morte del figlio non fosse stata invano, almeno per quanto riguarda la sicurezza stradale. Non so neanche io dove trovo tutta sta forza, però è una cosa che è dentro di me e io farò tutto per difendere e per onorare mio figlio, perché lui si è trovato qui in questo punto nel momento sbagliato. Questo messaggio lo voglio fare a tutti coloro, le autorità, che devono intervenire prima possibile, perché qui se non si prende provvedimenti prima possibile può succedere qualche altro disastro. Questo sono convinto, io dico da papà che ho perso mio figlio e avrei voluto tanto che non succedesse, purtroppo è successo, però non deve più ripetersi. Ecco, questo è un messaggio molto importante che rivolgo a chi
di competenza. Ricordiamo che il figlio venne investito da un'auto che procedeva in senso opposto e che a forte velocità lo ha colpito mentre viaggiava sullo scooter. Ricordiamo che c'è una inchiesta aperta, dovrà rispondere l'autista di omicidio stradale, ma a prescindere dal percorso poi giudiziario resta il problema dell'incrocio. Non fu un caso isolato, ma ci sono stati altri episodi, abbiamo proprio sentito i residenti, i vicini di casa che hanno anche assistito proprio a quel drammatico momento alla morte, sentendo il colpo dell'incidente in cui morì Filippo, e addirittura alcuni di loro erano state vittime a loro volta di incidenti stradali sempre nello stesso punto. Sì, posso confermare che l'incrocio è pericoloso. Nel corso degli anni ci sono stati altri incidenti non così gravi come quello di Filippo. L'incrocio sicuramente ci sono dei modi per sistemarlo, per far sì che magari gli automobilisti rallentino. Non spetta a noi dirlo, chiediamo alle autorità competenti di occuparsi di questo incrocio affinché non avvengano più incidenti di questo genere. Anche noi altri uscire dal cancello qua, se siamo a casa viene sempre uno in strada a guardare che non ci siano auto, se no teniamo buono lo specchio lì e veniamo fuori piano. Poi sono pericolosi che quelli che passano perché non rallentano. Allora io non sono un tecnico, posso dire se è più pericoloso l'incrocio o più pericolosi quelli che passano. Certo. Lì c'è qualcuno al di sopra di noi altri che deve decidere. Cosa dovrebbero fare secondo lei l'esperienza che si fa? Cercare di rallentare la velocità a quelli che passano, oppure mandare ogni tanto qualche controllo, non so, la polizia locale o altri, perché qua io non ho mai visto nessuno che venga a controllare. Al sindaco l'avete segnalato ancora, all'amministrazione comunale? Sì, ma poi quel giorno era qua. Abbiamo anche parlato insieme e ha visto anche lui cosa era successo. Però secondo il suo punto di vista l'incrocio non è pericoloso. E io per esempio sono stata investita lì in quel posto lì sull'incrocio lì. Com'è successo? È successo che io tornavo qui da questa famiglia amica, mi ero fermata lì, avevo visto una macchina che proveniva da qua e un'altra che proveniva da questa parte qua. Allora io ero ferma, guardavo, forse nascosta dalla segnaletica che allora era più alta, questo che veniva da questa parte qua e invece di fare la curva, come si dice, tenere la sua destra, ha investito me in pieno col fuoristrada e sono stata lanciata di là, dentro lì nel fosso, non so come ho fatto a salvarmi, non lo so. Grazie ai colleghi della redazione di Vicenza. Alla cronaca torneremo tra poco. Adesso ci colleghiamo in diretta con Venezia perché è in corso la conferenza stampa del Patriarca Latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa. 2 giorni di visita a Venezia e stasera a Jesolo tra i ragazzi, domani la messa alla salute. Sentiamolo. Si espandono, comunque crescono anche in numero e le aggressioni dei coloni sono continue, sono cose che sapete, quindi è inutile che stia qui a ripeterlo. Ecco, e la situazione sta diventando sempre più pesante dal punto di vista anche della vita ordinaria, quotidiana, checkpoint, passaggi, movimenti, spostamenti e così via, insomma, ecco, con un tasso di violenza in continua crescita, insomma, ecco, per cui la situazione resta molto difficile. Quello che rende tutto umanamente faticoso è che è molto difficile capire come, se, come, quando finirà e cosa sarà. Grazie Eminenza, io direi di collegare già questa significativa prima parte con alcune domande di alcune colleghe, penso a Nuova Venezia, Corriere e anche la collega De Lazzari, in ordine ai progetti di accompagnamento e di aiuto, di collaborazione tra Venezia e anche il Patriarcato Latino di Gerusalemme e in particolar modo anche quanto si può fare anche per cercare di aiutare e sostenere i più deboli, i più fragili, in particolar modo i bambini. E se le colleghe possono pure presentare le loro domande, ecco, aprite il microfono, presentatevi, io direi che possiamo partire da Nadia. Okay. Grazie. Mi aspettavo di partire per prima, buongiorno.
della Arcadia, sono della testata giornalistica online 25 Venice e sono andata a Gerusalemme a fare un progetto con i bambini per 5-6 anni. In un tempo in cui le guerre sembrano prevalere sul dialogo, quale gesto concreto possiamo compiere partendo da Venezia perché i bambini possano costruire insieme un futuro di pace? Dico Venezia perché la mia chiesa mi ha sempre sostenuta, insieme all'imam e insieme a Rabino. Beh, io posso dire cosa noi facciamo, ecco, poi nelle varie realtà. Innanzitutto credo che sia molto quello che vogliamo fare, ad esempio a Gaza abbiamo già cominciato, è rimettere in piedi una scuola, perché se ne parla poco, ma la formazione, la scuola è una delle priorità e non puoi lasciare i bambini in mezzo alla strada così tutto il tempo. Per cui quest'anno siamo già poco più di 500 bambini, da settembre vogliamo arrivare a 1000 circa ed espandere, quindi questa è la prima cosa, una scuola completa fino alla maturità italiana, insomma, rispettivo della maturità italiana, cercando anche di fare una scuola e poi dare anche un pasto ai bambini, creare una scuola completa nel senso che ci siano anche assistenti sociali che aiutano non a ignorare il conflitto ma a viverlo in maniera giusta, perché questi bambini poi tornano da scuola, che non è una scuola come questa, voglio dire, ecco, vanno nelle tende, vanno in situazioni molto complicate, per cui tenerli vicini, creare contesti di convivialità con altri bambini è molto importante. L'altra cosa alla quale stiamo pensando è come dire, abbiamo già portato dentro, sono già attive, ma vogliamo espandere anche attraverso la Caritas, cliniche maternità e infanzia, pediatria, insomma, ecco, per il sostegno immediato e importante, perché sono tantissimi bambini a casa, è pieno, quindi credo che questo sia importante. E poi continuare soprattutto anche in Cisgiordania, scuole, l'unico modo, cioè noi non possiamo cambiare le questioni del conflitto, quelle sono questioni più grandi di noi. Ecco, però dentro nella nostra realtà possiamo fare qualcosa, insomma, soprattutto nella scuola. Ripeto, scuola non è soltanto la lezione, insomma, è creare un po' contesti dove i ragazzi vivono contesti di serenità, insomma, per quanto possibile. Marianna Peluso, Corriere Veneto. La mia domanda si lega un po' alla domanda della collega. Allora, lei lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia aveva parlato di clima di odio profondo sempre più radicato, di violenza, di deumanizzazione, e aveva auspicato che da Venezia potesse arrivare un contributo positivo in questo senso. A 10 mesi di distanza è ancora qui, allora le chiedo in che modo Venezia può essere la città simbolo per una nuova richiesta di pace? Beh, Venezia è una vetrina importante, non soltanto dal punto di vista storico, culturale, Piazza San Marco, insomma, quello che è un po', diciamo così, ma anche un centro culturale importante. Uno degli aspetti di questo conflitto, come ho detto anche lì alla mostra, in questo videomessaggio, è il linguaggio, parlare. C'è la violenza fisica e militare, ma c'è anche il linguaggio violento che crea violenza, che crea cultura di violenza, ecco, escludente, rifiuto e così via. Per cui credo che la Venezia in questo senso può avere un ruolo importante, perché una cosa detta, non so, in qualsiasi città del mondo e detta a Venezia ha un peso diverso. Ecco, quindi attraverso le sue istituzioni culturali e attraverso quello che è un po' Venezia, credo che può essere importante, almeno dal punto di vista culturale, di linguaggio, di non, come dire, che non significa non, come dire, restare fuori dalle tensioni, ma come dire,
cercare di aiutare a comprendere la complessità della situazione. Ecco, prosegue dunque la conferenza stampa del cardinale Pizzaballa. Torneremo con un'altra finestra tra poco. Adesso apriamo un'altra pagina che riguarda i ben noti PFAS nei pozzi privati. Sono scattate le verifiche, siamo nella zona di Schiavon, comuni naturalmente in allerta. Andiamo alla nostra Vanessa Banzato. A te Vanessa, buongiorno. Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Hai detto bene, parte proprio da Schiavon, ci troviamo davanti al municipio questa allerta per la presenza di PFAS in alcuni pozzi privati, e è tutto in via precauzionale ovviamente, ma da controlli è stata accertata la presenza di queste sostanze. Si tratta, vogliamo precisarlo, senza usare termini troppo scientifici, tecnici, chimici, di PFAS di vecchia generazione, da capire quale sia l'intensità e quale sia la percentuale di queste sostanze perfluoroalchiliche presenti nei pozzi a Schiavon, pozzi privati a Schiavon. Viene raccomandata, chiedo ad Andrea Benetti se può inquadrare, c'è questa informativa che è stata divulgata un po' in tutto il territorio ovviamente, ma anche attraverso i social, in cui in via precauzionale si dice di non utilizzare per bere, cucinare o preparare alimenti appunto le acque prelevate dal pozzo. Nel caso è necessario farle esaminare da un laboratorio. C'è la stretta collaborazione anche con l'ULS 7, con il Dipartimento Prevenzione, per cercare di creare una sinergia massima per tutelare le persone che possono bere l'acqua e tutelare l'ambiente, perché sappiamo benissimo che orti annaffiati con acqua contenente PFAS ovviamente va a inquinare anche le verdure dell'orto, che dovrebbero essere la cosa più naturale e genuina possibile. Invece il rischio è questo. A catena anche tutti gli altri comuni contermini, Nove, Colceresa, Pianezze e Marostica, si sono attivati per fare una valutazione delle acque delle falde, appunto soprattutto delle acque che vengono prelevate dai pozzi, anche se in gran parte dei comuni le acque sono quelle dell'acquedotto. Viene consigliato appunto l'allacciamento alla rete acquedottistica, perché l'acqua dell'acquedotto è garantita, è sicura e certa. E tra le novità c'è l'attivazione del comune di Marostica di un fondo di 10.000 euro per appunto portare avanti un monitoraggio delle acque nel comune, per garantire al massimo la sicurezza. Io chiederei alla regia di mandare in onda il servizio che abbiamo realizzato, che è un po' riepilogativo della questione a oggi, e io da Schiavone, Lina, ti saluto. Allarme PFAS questa volta arriva da Schiavone, coinvolge i comuni contermini che si stanno attivando per accertare la qualità delle acque dei pozzi. Il nostro territorio già toccato dalla delicatissima questione dopo la registrazione della presenza di sostanze nell'area della SPV, dove ARPAV ha rilevato contaminazioni nelle acque e nei terreni da scavo, di cui vi abbiamo ampiamente dato notizia, diventa osservato speciale. Tutto è partito dal comune di Schiavon, dicevamo, che ha divulgato un'informativa alla popolazione in cui, dopo che sono stati rilevati in alcuni pozzi privati sostanze appartenenti alla famiglia dei polifluoroalchilici, richiede massima attenzione a chi utilizza per usi potabili l'acqua del pozzo. Sono infatti in corso verifiche per definire l'estensione del fenomeno, che riguarderebbe PFAS di vecchia generazione. Accanto a Schiavon, a catena, in comuni contermini di Nove, Colceresa, Marostica e Pianezze si stanno attivando per verificare se nei pozzi privati presenti in questi comuni ci sia la presenza delle sostanze. Gli enti intendono precisare che resta assolutamente sicura l'acqua dell'acquedotto e invitano pertanto le persone a valutare l'allacciamento alla rete acquedottistica. Grazie alla collega Vanessa Banzato insieme ad Andrea Benetti per le spiegazioni di quello che sta succedendo sul fronte PFAS. Noi torniamo in diretta da Venezia, dove è in corso la conferenza stampa del cardinale Pizzaballa, ospite, come abbiamo detto, in laguna per 2 giorni. Sentiamo. La nostra Chiesa, ma per essere pratici, concreti, porta lavoro a migliaia di famiglie che dal 2023 non lavorano. Avevano appena ricominciato dopo la crisi del Covid, quindi potete immaginare in quale grave situazione molte famiglie stanno vivendo.
passiamo un attimo ai colleghi delle televisioni, poi torniamo anche alle altre testate. Lorenzo Maier, Antena 3. Inizia anche una gramiglia tecnica, per il benvenuto a Venezia, anche da parte dei nostri colleghi. Volevo chiedere, lei giustamente prima parlava di dare un po' di refrigerio, no? Volevo chiedere, sappiamo tutti che la situazione è molto complicata, dal suo osservatorio lei recentemente ha notato qualche segnale di speranza da lì e quali sono questi segnali di speranza? Guardi, perché mi fa questa domanda? Allora, dalle istituzioni in questo momento è raro trovare qualche segnale di speranza, istituzioni politiche, religiose e così via. Dal territorio sì. Nel territorio le segnali di speranza ci sono tantissime le realtà territoriali nella società civile israeliana e palestinese, devo dire, non solo palestinese ma non solo israeliana, molto vivaci, ma non soltanto dal punto di vista della pace tra israeliani e palestinesi, ma anche all'interno del loro territorio attive nel fare qualcosa, di cercare anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso e così via. Si trovano anche realtà religiose che prima della guerra erano piuttosto chiuse, ultraortodosse e così via, col desiderio di fare qualcosa, di uscire un po' dallo status quo mentale. Diciamo. Abbiamo vissuto con il 7 ottobre, con la guerra di Gaza, qualcosa di devastante nelle società, sia israeliana che palestinese. Per cui adesso siamo nella fase di bisogna fare qualcosa. Insomma, non è che abbiamo tutti la chiarezza di cosa si deve fare, però dentro la società civile segni di speranza ci sono, desiderio di vita, di fare qualcosa ci sono. Porto alcuni esempi, se no resto un po' campato in aria. Sono stato a Gaza, cos'era, a metà giugno, e sono riuscito a incontrare i giovani dell'Università Al-Azhar, che è un'università pubblica, diciamo così. Erano quasi 600. Ecco, io dissi, questo incontro pubblico, io sono contro ogni forma di violenza. Ecco, si sono alzati tutti in piedi ad applaudire. Non era scontato, vuol dire che ci sono, se non altro, 600 giovani che rifiutano la violenza. Ecco, e così anche poco prima, un mese prima, ho incontrato a Tel Aviv un convegno, un simposio, insomma, per la pace. Erano tutti giovanissimi, l'età media era sui 25 anni, non di più, tutti israeliani, tutti proprio sfegatati, nel senso che vogliamo la pace, basta con la violenza. Per dire, c'è dentro la società civile qualcosa ancora di bello, di vero, sul quale si può costruire. Luca Colombo? Pace bene. Pace bene, che bello. Per la RAI. Mi aggancio un po' alla domanda del collega e alla sua risposta. Se e quando gli effetti si trascineranno un cammino di pacificazione, non riuscirà a riprendere se non verranno isolati questi violenti, queste minoranze violente dall'interno, da entrambe le parti. Allora, per la sua percezione, quanto vasto ancora è il consenso presso l'opinione pubblica israeliana del governo italiano in questo momento, e quanto vasto è il consenso di Hamas ai palestinesi? Lo vedremo presto alle prossime elezioni, ecco, perché penso questioni dopo l'estate ci saranno le elezioni, non so esattamente la data, ancora non l'hanno fissata, ma sono elezioni molto attese, dove insomma il dibattito è già avviato. Diciamo che sia la società israeliana che quella palestinese sono molto frammentate ed è molto difficile oggi prevedere quale sarà il risultato. C'è un senso di sfiducia generale, ecco, e per cui quando c'è sfiducia generale nelle istituzioni, nella situazione, nel futuro e così via, c'è un po' sempre la tentazione di affidarsi all'uomo forte, ecco,
chiunque, esso sia, per qualcuno è Netanyahu, per qualcuno è Eisenkot e così via, insomma vedremo come sarà la situazione. E anche all'interno della società palestinese c'è un desiderio di voltare pagina, di avere un riferimento autorevole che li esprima, che li rappresenti. Ecco. Hamas non è così popolare, non dobbiamo essere troppo naif, c'è ancora un movimento, una realtà insomma, che sostiene, perché dice è l'unica realtà che può resistere all'occupazione israeliana, ma non è così determinante. Quindi, però ripeto, è una situazione un po' fluida, molto difficile prevedere in questo momento. Abbiamo ancora pochi minuti. Colleghi di 7 che ne parlano. Ecco, questa è la conferenza stampa dunque del cardinale Pizzaballa. Noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rientro vedremo se proseguirà dei ragionamenti, l'avete sentito, molto interessanti su quella che è la situazione in Medio Oriente. Il cardinale che questa sera sarà poi a Jesolo e domani alla messa alla Madonna della Salute a Venezia. Pubblicità e torniamo tra poco. Ritorniamo in diretta con il nostro Focus TG, ripartiamo dalla cronaca. L'accoltellamento shock di Milano, resta in carcere il 22enne coneglianese di origini gambiane, cade però la premeditazione, viene esclusa la pista terrorismo, per il GIP necessaria una perizia psichiatrica. Un attacco spietato, allarmante e inquietante che Lamin Saidili potrebbe ripetere senza una forte restrizione a impedirlo. Le parole del GIP di Milano nell'ordinanza di custodia cautelare che convalida l'arresto e tiene in carcere il 22enne coneglianese di origini gambiane cristallizzano la pericolosità del soggetto nel suo agire verso un bersaglio colto totalmente a caso. Quel 55enne ancora in prognosi riservata, anche se in via di miracoloso miglioramento dopo la ventina di fendenti subiti. In cella Saidili resta con l'accusa di tentato omicidio aggravato da futili motivi, ma senza l'imputazione di premeditazione che viene a cadere. L'azione messa in pratica con il volto travisato per non farsi riconoscere infatti non basta, secondo il GIP, per parlare di un'azione preordinata nel tempo. E per ora, secondo gli inquirenti, non ci sono nemmeno elementi sufficienti per pensare a una radicalizzazione islamica. La sua foto profilo su WhatsApp mostra un mujahideen in preghiera con accanto un fucile mitragliatore, ma sarebbe decontestualizzata. Le indagini della Digos dell'antiterrorismo di Milano e Treviso non hanno infatti trovato alcun collegamento tra il 22enne e movimenti terroristici in Italia. Gli scritti del giovane trovati a casa sembrano testi musicali, scrive il GIP, con qualche riferimento violento a lame e coltelli, ma pure ad armi da fuoco, denaro, marchi di lusso e sostanze stupefacenti. Si tratta di accenni, continua l'ordinanza, che non lasciano intravedere alcun percorso di radicalizzazione, essendo episodici e non facilmente distinguibili dallo stile di una certa subcultura giovanile. Resta da capire però cosa l'abbia spinto all'agguato shock. Per questo, continua il giudice, servirà un approfondimento sulla sua salute mentale. Una perizia psichiatrica per accertare o meno un disturbo, ciò che apparentemente è mancato in questi anni. Questo ragazzo non era noto in quanto ha vissuto per oltre 10 anni all'estero e è rientrato da qualche mese nella nostra città, ma è importante che anche ci sia un patto tra le famiglie che vedono delle difficoltà nei ragazzi e possano fare in modo che questi intraprendano un percorso, perché oggi il percorso è un percorso volontario, cioè bisogna diagnosticare nel caso in cui ci siano dei problemi, dopo la diagnosi ovviamente ci sono dei percorsi. La famiglia di Saidili, marito, moglie e 3 figli, arriva in Italia negli anni 90. Nel 2015 il trasferimento in Inghilterra, dove qualche anno dopo l'allora 19enne viene arrestato per accoltellamento a scopo di rapina. In carcere avrebbe anche aggredito alcuni agenti di custodia, stando ad alcuni documenti trovati in casa. Poi a gennaio di quest'anno il ritorno in Italia, a Conegliano, dove il padre era già rientrato nel 2023. Nel nostro paese è incensurato. L'occupazione all'AIE di Vazzola, il diverbio al lavoro e la decisione di mollare tutto. Il papà lo vede mangiare poco, anche se assume proteine perché vuole aumentare la massa muscolare. L'ultimo diverbio è il 24 giugno, Lamin che sparisce, non si fa trovare e poi si materializza a Milano, sabato, armato di quel coltello, pronto a colpire a caso. Rischiamo di avere delle bombe ad orologeria sul territorio perché queste persone ovviamente sono difficili da intercettare e spesso le famiglie, anche per una sorta di dignità,
tendono a nascondere determinati problemi. Ecco, io l'invito che farei è dire a tutti che i problemi psichiatrici sono come altri tipi di problemi. Io penso che una riapertura dei manicomi oggi sia una cosa anacronistica, però che si possano trovare dei percorsi importanti e soprattutto delle situazioni protette che permettano a queste persone di vivere al meglio e di fare in modo che anche le loro famiglie vivano in una maniera più serena, sicuramente è una cosa su cui dobbiamo ragionare in maniera seria e approfondita. Ha aggredito senza alcun motivo una donna, poi si è scagliato contro la polizia. Il 38enne violento è stato immobilizzato con il taser e quindi arrestato. È accaduto in un quartiere di Treviso. Ha bussato alla porta e quando la donna, una quarantenne, ha aperto, l'ha afferrata per il collo. Un'aggressione improvvisa, violenta, ma soprattutto senza alcuna motivazione. La vittima non conosceva il suo assalitore, un 38enne italiano. Si tratta di Mattia Cenedese, già gravato da numerosi precedenti, soprattutto per reati contro la persona e in materia di armi. La donna, ospite presso l'abitazione di un amico, è riuscita a liberarsi dalla morsa dell'uomo, poi ha chiamato il 113. Immediato l'intervento della polizia. Gli agenti si sono trovati di fronte un uomo che alla loro vista assumeva un atteggiamento particolarmente minaccioso e aggressivo, sino a scagliarsi fisicamente contro i poliziotti, costretti ad immobilizzare il 38enne con il taser. L'episodio è avvenuto in un condominio nel quartiere di Sant'Antonino a Treviso nella notte tra domenica e lunedì. Secondo quanto ricostruito dagli uomini delle forze dell'ordine, l'aggressore, in uno stato di forte alterazione psicofisica, avrebbe iniziato a suonare a caso i campanelli e a bussare alle porte fino a quando la quarantenne ha aperto ed è stata aggredita. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato per i reati di violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per il giudizio direttissimo. Convalidato l'arresto è stata disposta per il 38enne la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiana alla PG. La donna, che non ha ricorso alle cure mediche, si è successivamente recata presso gli uffici della questura dove ha formalizzato la denuncia per l'aggressione subita. Cenedese non è nuovo a questi episodi violenti. Lo scorso 20 agosto aveva aggredito per strada, sempre a Treviso, l'attuale direttore generale dell'ULSS 4, Carlo Bramezza. Liti e minacce tra vicini, invece, siamo nell'Alta Padovana, interventi dei carabinieri e sono scattate anche delle denunce. Due liti tra vicini nell'Alta Padovana che finiscono con minacce, un'ascia in un caso e una pistola a scacciacani nell'altro. L'intervento dei carabinieri di Cittadella evita il peggio. Entrambi gli episodi si sono conclusi con la denuncia di due uomini di 66 e 65 anni accusati di minaccia aggravata. Il primo episodio si è verificato in un condominio di San Giorgio in Bosco. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Gazzo Padovano. Un uomo di 66 anni armato di un'ascia stava minacciando un vicino di casa. I militari hanno disarmato l'esagitato e sequestrato l'arma. Il secondo intervento, stavolta dei carabinieri di Piazzola sul Brenta, è avvenuto a Curtarolo. In questo caso un 65enne, al culmine di una lite con il vicino, ha raggiunto il citofono dell'appartamento di quest'ultimo e ha esploso 3 colpi a salve con una pistola scacciacani. Anche in questo caso i militari sono riusciti a bloccare subito l'uomo e a procedere al sequestro dell'arma. Per entrambi i residenti è scattata la denuncia a piede libero. Dovranno ora rispondere dei fatti contestati davanti all'autorità giudiziaria. I momenti di tensione si sono vissuti al passaggio a livello di Via Roma. Siamo a San Giorgio delle Pertiche. Un'auto è rimasta intrappolata tra le barriere abbassate con 2 treni in arrivo. Fondamentale, lo immaginerete, l'intervento della polizia locale del Campo San Pierese. Tragedia scampata al passaggio a livello, resta intrappolata tra le sbarre ma viene salvata dall'arresto dei treni. È accaduto a San Giorgio delle Pertiche, in Via Roma. Una neopatentata di 30 anni è rimasta bloccata con l'auto tra le barriere del passaggio a livello, mentre 2 treni stavano arrivando sui binari opposti. Secondo la ricostruzione della polizia locale del Campo San Pierese, la conducente avrebbe impegnato l'attraversamento con il semaforo già rosso. Proprio in quel momento le sbarre si sono abbassate, intrappolando la vettura. Il primo convoglio è riuscito a fermarsi in tempo,
tempo evitando l'impatto, anche un secondo treno ha dovuto arrestare la corsa. Gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno guidato la donna nelle manovre necessarie per liberare il passaggio, consentendo poi il transito dei due convogli in sicurezza. Per la conducente sono scattate le sanzioni previste dal codice della strada, multa da 174 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi e una decurtazione di 12 punti poiché titolare della patente da meno di un anno. Un'infrazione che poteva avere conseguenze ben peggiori. Per questo la polizia locale rinnova l'appello a rispettare sempre la segnaletica ai passaggi a livello. Un errore di valutazione può trasformarsi in una tragedia in pochi istanti. Torniamo al tema dei furti adesso, ennesimi assalti in abitazione, nelle scorse notti colpite 2 case a Marchesane di Bassano e una a Marsan di Marostica. Ladri ancora in azione, sempre più spregiudicati, hanno colpito per l'ennesima volta incuranti della presenza di persone. Siamo a Marsan di Marostica, dove i malviventi almeno in 3 si sono introdotti nell'abitazione della famiglia di Roberto Ferraro. Hanno agito mentre in casa c'erano marito, moglie e un figlio che stavano guardando la televisione, ognuno in una stanza diversa, e non a notte fonda, perché non erano neanche le 22:30. A un certo punto la moglie ha sentito come un piccolo tonfo. No, ed è partita a visionare, è andata verso le camere a visionare e in quel frangente ha visto tutto sopra in camera, il figlio che stava guardando, aveva anche la finestra aperta e ha guardato all'esterno e ha visto uno uscire, saltare dalla finestra e saltato verso il giardino e si è delegato. Secondo Ferraro i ladri si sono arrampicati e sono entrati dalla finestra di una camera lasciata socchiusa per il caldo. Quanto l'hanno portato via? Beh, a me hanno fatto pulizia del portafoglio, mi hanno portato via sui 300-350 euro. L'orologio, quello sì, era un orologio che costoso abbastanza. Fa male, dà fastidio e fa rabbia vedere una cosa del genere, soprattutto pensare che potevate davvero... Entrare in casa e capire che questi qua, molto probabilmente, come si sente sempre dire, cioè sanno che non pagano niente e quindi sono sfacciati, se ne fregano altamente. Roberto Ferraro ha denunciato il furto ai carabinieri e forse sono gli stessi ladri che di lì a qualche ora hanno colpito in almeno altre 2 case a pochissima distanza a Marchesane e gli stessi che stanno seminando il panico un po' in tutto il comprensorio. Anche a Marchesane i proprietari erano in casa, che dormivano. Una situazione che sta diventando davvero ingestibile, intollerabile. La gente è spaventata, arrabbiata e stanca. Tu non puoi mettere le mani addosso, no. Dire la verità, io se me li trovo di fronte un certo peso ce l'ho e qualcosa li faccio. Questo è poco ma sicuro. Per fortuna però non vi siete incrociati. No. Un intervento a lieto fine, quello che ha interessato i vigili del fuoco questa mattina, poco dopo le 7:30, in Contramuri. Siamo nel comune di Lusiana Conco. Per soccorrere, lo vedete, un cagnolino di media taglia rimasto intrappolato sotto una catasta di tronchi e ramaglie. Sul posto la squadra del distaccamento di Asiago, che con un accurato intervento di rimozione del materiale ha liberato l'animale in sicurezza. Il cane, presumibilmente rimasto bloccato per circa un giorno, si presentava in evidente stato di stanchezza e disidratazione. Dopo essere stato rifocillato con acqua è stato affidato al cinovigile per le successive cure e gli accertamenti del caso. Diventano un caso anche questi le parole sulla polizia locale pronunciate dall'avvocato di Fratelli d'Italia Fabio Crea nel corso della nostra trasmissione Ring. I sindacati lo segnalano all'ordine e al sindaco, ma il legale non ci sta, dice di essere stato strumentalizzato, non esclude a sua volta azioni legali. Il caso è esploso nell'ultima riunione di maggioranza. Non so se voglia essere un gesto di intimidazione o un tentativo di censura, cosa che rispedisco al mittente. Non sono certamente questi atti che possono né intimidirmi personalmente, né professionalmente, né politicamente, né tantomeno sono sottoposto a censura.
Tiene la linea il legale trevigiano esponente di Fratelli d'Italia Fabio Crea dopo che il sindacato CSA Ospol lo ha segnalato all'ordine degli avvocati e per conoscenza il sindaco Mario Conte per alcune sue dichiarazioni fatte nel corso di Ring. La puntata è quella del 30 giugno scorso, si parlava di polizia locale e zona rossa a Treviso. In studio c'è anche il vice sindaco della Lega Alessandro Manera. Purtroppo io verifico che l'azione, l'attività e l'azione della polizia locale non è corrispondente a quello che è il compito principale istituzionale, che è il rispetto dei regolamenti di polizia urbana. Non viene fatto rispettare in nessuna delle sue componenti, in nessuna. Allora, e questo sarebbe il compito della polizia locale. Allora, intanto che si occupi di questo. Da qui la levata di scudi del sindacato per cui la polizia locale è stata denigrata. Crea non ci sta. Non ho attaccato, come c'è scritto nell'esposto, uomini e donne della polizia locale. Ho criticato l'azione della polizia locale, un'azione che è eterodiretta ovviamente dagli organi politici, dall'assessore alla sicurezza, quindi lo trovo pretestuoso e strumentale come esposto. Dall'assessore alla sicurezza, la delega alla sicurezza ce l'ha il sindaco Mario Conte. Sì, esatto. La critica è dunque politica e tra l'altro non è la prima volta, ma c'è di più, dice Crea, ovvero che nell'esposto gli si attribuisca un concetto mai espresso. E il fatto che sia stato indicato che io voglio un presidio fisso nella mia abitazione dà il senso, oltre che del ridicolo, della strumentalizzazione politica che si vuole dare a quella che è una mia legittima critica da cittadino. Potrebbero esserci delle conseguenze per questa parte? Lo stiamo valutando, sto valutando anche con dei legali di fiducia. Il caso è già deflagrato. Lo stesso Conte, nel corso di una riunione di maggioranza convocata nella sede della polizia locale, avrebbe chiesto agli alleati una presa di distanze da Crea, suscitando tensione e nervosismo tra alcuni meloniani, su tutti Davide Acampora, per il quale il Consiglio Comunale non può essere ostaggio della diatriba personale e politica tra l'avvocato e il primo cittadino. Apriti cielo, parole grosse sono volate con il contiano Giampiero Aloisi. Tra accuse e sospetti interviene il sindacato. Respingiamo con fermezza ogni tentativo di strumentalizzazione o di coinvolgimento in dinamiche di contrapposizione politica. Ribadiamo integralmente il contenuto della segnalazione già presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, confermandone le motivazioni e le finalità. Questa dunque la situazione. Allora continuiamo a parlare del tema sicurezza a Treviso. C'è un episodio di queste ultime ore. Tra l'altro Treviso, lo ricordiamo, dovrà ripensare il tema zona rossa che è in vigore fino al 19 di luglio, poi non si sa. È fuori in realtà dalla zona rossa l'episodio di cui ci racconta il nostro Christian Arboit, che si è spostato in centro con Nicoletta Rizzetto perché in un bar ha dato in escandescenze un soggetto che poi è risultato avere a suo carico una condanna molto pesante. Christian. Lina, buongiorno di nuovo anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo lungo il put davanti il bar allo stadio, siamo a ridosso del Tenni, poco distante c'è anche il comando della polizia locale di via Castello d'Amore. I fatti lunedì sera, nella serata, quando un 42enne romeno è andato letteralmente in escandescenza, espressione che hai usato tu. Probabilmente i fumi dell'alcol. Non era nemmeno la prima volta, ci ha confidato poco fa il figlio del titolare. Fatto sta che stavolta i toni sono stati decisamente sopra le righe, più del solito, quindi moleste nei confronti degli altri clienti, toni accesi, spiccata aggressività. A un certo punto pare che questo soggetto stesse estraendo qualcosa dalla tasca, un coltellino, forse un apribottiglia, ha detto anche il figlio del titolare. Fatto sta che l'intervento tempestivo dei carabinieri ha scongiurato che la situazione degenerasse. Di questo abbiamo parlato con il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei carabinieri di Treviso. Così ai nostri microfoni il tenente colonnello Mazzanti.
L'intervento è stato richiesto dal proprietario del bar che aveva necessità di allontanare un soggetto molesto, chiaramente ubriaco. Nella circostanza i due militari che sono intervenuti hanno verificato, approfondendo il controllo, che il soggetto, che è un 42enne rumeno senza fissa dimora, era aggravato da un ordine di esecuzione pena, quindi un cumulo di pene per numerosi reati commessi tra il 2018 e il 2025 tra le province di Treviso, Brescia e Parma, per alcuni reati tra cui la rapina, furti ed altri reati contro il patrimonio e contro la persona. Questo soggetto era alterato, era violento, che cosa faceva? Era sicuramente alterato dall'uso di alcol, dall'abuso di alcol, e molestava i clienti creando disordine. Fortuna ha voluto che appunto l'intervento si sia risolto poi in maniera positiva, perché il soggetto, a causa dei suoi pregressi trascorsi giudiziari, è stato portato in carcere appunto in forza di quest'ordine di esecuzione pena. Queste le parole del tenente colonnello Mazzanti. Tra l'altro ti do un flash con il sindaco di Treviso Mario Conte, che ha incontrato il sottosegretario Molteni questa mattina. Hanno parlato di sicurezza in città, si parla di un confronto sulle principali tematiche legate alla sicurezza dei territori, con particolare attenzione al rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nella città. Conte ringrazia il sottosegretario Molteni per l'incontro. Sul tavolo c'era un ulteriore rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine, che stanno già svolgendo un lavoro straordinario sul territorio. Più donne e uomini in divisa significano una maggiore capacità di prevenire e reprimere i fenomeni di illegalità, ma anche di aumentare quella sicurezza percepita che rappresenta un elemento fondamentale per la qualità della vita delle nostre comunità. Le parole di Mario Conte. Sicurezza dunque sempre in primo piano nel capoluogo della Marca. Con queste parole del sindaco Conte ti ricedo nuovamente la linea con Nicoletta Rizzetto. Grazie a Cristiana Arboita e Nicoletta Rizzetto. Oggi tra l'altro dovrebbe essere la giornata in cui il CSM nominerà il nuovo procuratore della Repubblica di Treviso. A proposito di giudici, il caso che tiene banco del Tribunale di Marostica, del Tribunale della Pedemontana, con il sindaco di Marostica che invita ad abbassare i toni, a evitare lo scontro tra Bassano e Vicenza. Il nuovo presidio, dice, è una necessità. La mia posizione è quella di abbassare i toni. Avere questa divisione territoriale non serve a niente, al massimo serve a scoraggiare Roma, che una volta che vede un'attenzione per il territorio nella volontà di dare qualcosa, si trova un territorio che invece fa muro per non ottenere le istanze. A chiedere compattezza sul disegno di legge del Tribunale della Pedemontana è il sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Per lui è un grave errore mettere Vicenza e Bassano una contro l'altra. Il capoluogo, sostiene, ha bisogno di maggiori risorse per svolgere il proprio ruolo, ma questo non deve impedire la nascita del nuovo presidio giudiziario a Bassano. Da sindaco ritengo che il nostro dovere, e del dovere di tutti, è quello di cercare di migliorare la vita, la qualità della vita e soprattutto la possibilità di fare impresa nelle nostre zone. E questo si fa dando anche maggiori servizi, come una giustizia sempre più efficiente e con più personale. L'europarlamentare Elena Donazzana e il deputato Silvio Giovini di Fratelli d'Italia parlano di un impegno assunto da tutta la coalizione con il territorio e ricordano che anche il ministro Carlo Nordio ha indicato come obiettivo l'apertura del Tribunale della Pedemontana entro la fine della legislatura. Ed è su questo che dovremmo lavorare, non la diatriba tra Bassano e Vicenza, ma una sinergia tra le due città e l'intero territorio per ottenere, uno, la riapertura del Tribunale della Pedemontana e due, tutto l'organico che serve a Vicenza per dare risposta alla provincia che è tra le più alte a livello di produzione artigiana e industriale d'Italia. Nelle ultime ore si è però sfilata la nuova sindaca PD Maria Ghimenton di Castelfranco, dopo che la città aveva sempre sostenuto il nuovo tribunale. Non cerchiamo di farci attribuire il termine allegorico di quando ci dicono che siamo come veneti dei polentoni, nel senso che noi siamo bravi a lavorare a testa bassa, ma poi quando dobbiamo
chiedere le istanze per i territori, ci dividiamo. Voltiamo pagina, andiamo a un altro tema, quello dei prezzi dei carburanti in rapida salita dopo il fine settimana, con automobilisti infuriati. I gestori dei distributori sono pronti allo sciopero. Ieri sembravano che costassero meno, ma invece... È un problema anche per il lavoro, penso. Ma soprattutto per il lavoro. Sembrano pochi 3 centesimi, ma su 100 litri, 10 volte al mese, diventa un problema grosso. Il greggio cala, scende sotto i 70 euro al barile ai livelli di mesi fa, ma nessun beneficio per i cittadini, anzi i prezzi nelle ultime ore sono addirittura cresciuti, anche per la fine del bonus sulle accise che era stato concesso dal governo. I gestori così vanno veloci verso lo sciopero di più giorni. Sullo sfondo resta il disegno di legge di riforma della rete carburanti, atteso da tempo e mai portato in discussione. Stiamo aspettando un disegno di legge che è ferma nei cassetti ministeriali da diversi mesi, se non dire anni, dove negli ultimi mesi abbiamo trovato un accordo con tutti gli attori protagonisti di questo disegno di legge, però questo disegno di legge, che potrebbe sicuramente ridurre il prezzo in maniera strutturale, non viene presentato, e questa è una cosa che ci mette in allerta. È l'ennesima dimostrazione che non è il gestore a comandare il prezzo, ma sono le società petrolifere a farlo. Purtroppo il prezzo non lo definiamo noi gestori, ma lo definisce direttamente la compagnia petrolifera. È per questo che FAIB e la categoria è in agitazione, minacciando uno sciopero di diversi giorni, proprio perché la categoria e tutta la struttura e la rete carburanti ha bisogno di questo disegno di legge. Confesercenti rifiuta l'interpretazione che prezzi più alti portino anche a un guadagno maggiore dei gestori. Noi non guadagniamo di più, noi, come abbiamo sempre ripetuto, guadagniamo un fisso al litro, quindi più aumenta il prezzo si riducono i consumi e quindi il gestore guadagna meno. L'interesse del gestore è che il prezzo sia un prezzo giusto, congruo. Nel frattempo un occhio anche al cielo, perché il meteo regionale prevede condizioni di disagio in lieve peggioramento fino a risultare in prevalenza intenso su tutte le zone. Parliamo dell'allerta caldo con la terza ondata di calore di quest'estate che si sta facendo avanti, il tutto tranne naturalmente sulle aree montane e pedemontane, dove rimarrà in prevalenza moderato, con il centro funzionale decentrato della Protezione Civile che ha dichiarato dunque l'allerta gialla per disagio fisico da ondate di calore sulla pianura e sulla costa, e bisogna prestare grande attenzione soprattutto se si lavora, lo sappiamo bene, all'aperto. C'è un'ordinanza in questo senso. Il Veneto d'altro canto ha sete, è proprio il caso di dirlo. Servono milioni che non ci sono per avere nel 2028 un bacino che garantisca appena 10 giorni di autonomia idrica. È l'allarme lanciato dall'assessore regionale Dario Bond. Solo per affrontare la questione, quella più limitata della provincia di Rovigo e della Bassa Padovana, servono solo per creare dei piccoli invasi per l'accumulo di acqua e dare un'autonomia di 10 giorni, ci servono almeno 50 milioni di euro. Peraltro opere che sono già state indicate dal territorio da diverso tempo e che non hanno trovato soluzione e giustificazione. Ci sono questi fondi adesso in regione? Non ci sono, non c'è nulla, quindi bisogna pregare. E l'allarme lanciato dall'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond, con l'emergenza siccità in atto e dichiarata dal presidente di regione Alberto Stefani e i fiumi ai minimi storici, con la portata del Po ridotta del 70% e quella dell'Adige del 60%, il Veneto non possiede fondi per i grandi piani antisiccità strutturali, quali i nuovi bacini di accumulo in pianura. Le risorse regionali risultano insomma insufficienti, così Bond. Dobbiamo trovare e cercare di individuare delle risorse per almeno dare, non dico una risposta adesso, ma una risposta fra 2 anni e mezzo. Se non si comincia a fare reperimento di risorse adesso, io penso che neanche nel 2028 possiamo praticamente avere una piccola risposta. Che piccola risposta significa? Avere un'autonomia di 10 giorni, no di un mese. L'intrusione dell'acqua marina che risale lungo la foce del Po minaccia concretamente i terreni agricoli e la potabilità della rete idrica locale. In una parte del Veneto, la parte bassa, abbiamo già delle progettazioni pronte, dobbiamo trovare i soldi per farlo. Non sto criticando chi mi ha preceduto, perché capisco la difficoltà che c'è, però da qualche parte bisogna cominciare. Andiamo in pubblicità, qualche altro minuto, a tra poco.
Torniamo in diretta da studio. In Veneto presto un'app contro le nutrie e molte specie invasive. È la nuova strategia della regione per contrastare i danni ingenti ad argini, coltivazioni e per contenere un problema crescente. Il Veneto dichiara guerra alle nutrie e lo fa con un'app che entro fine mese verrà lanciata sulla piattaforma Google, il cui nome è ancora in corso d'opera. 180 milioni spesi in questi ultimi 10 anni per abbattere annualmente circa 60.000 capi rispetto al 1 milione stimato nella nostra regione, con la conta dei danni che ammonta a oltre 800 milioni di euro. L'abbattimento per 50 chilometri sui 5.000 abitati dal roditore vede annualmente 5.000 persone impiegate tra cacciatori e agricoltori. Purtroppo le nutrie causano danni non solo all'agricoltura ma anche a tutti i corsi d'acqua, ai quelli che sono gli argini e quindi di conseguenza può arrecare veramente danno soprattutto quando ci sono le piene. 660.000 euro i fondi stanziati dalla regione nella convenzione con i consorzi di bonifica, brevemente AMBI, per creare la filiera per il rimborso spese pari a 3 euro a nutria per chi provveda ad abbatterla e gestirne lo smaltimento della carcassa, secondo direttive veterinarie. Credo che sia un'operazione importante che va nella direzione giusta, cercando di risolvere un problema, ripeto, sia delle imprese agricole sia dei consorzi di bonifica, ma poi che si riflette direttamente sulla sicurezza del cittadino. La nutria, conosciuta anche con il nome commerciale di castorino, è un roditore di origine sudamericano, diverso dal rat musqué, cioè il topo muschiato, originario invece del Nord America, entrambi importati in Italia negli anni 50 e 60 per le loro pellicce, utilizzati per colli, polsi e cappotti. Hanno una capacità riproduttiva anche di 3 filiate all'anno. Anche il cinghiale Libis sacro, conosciuto come specie aliena invasiva, verranno inseriti con le nutrie nell'app regionale veneta. È evidente che bisognerebbe intervenire per cercare di contenere la specie con prelievi nell'ordine del 500-600 mila esemplari almeno, e quindi siamo un po' distanti. E quindi anche questo tipo di intervento, assieme ad altri interventi anche, potrà sicuramente favorire gli abbattimenti e quindi il contenimento di una specie. Gli agenti di polizia locale Mattia Visentin, Fabio Zancolò sono stati ricevuti dal sindaco di Venezia Simone Venturini che li ha ringraziati a nome della città per aver salvato domenica una bambina che stava soffocando. Il sindaco Venturini ha incontrato in municipio a Mestre Fabio Zancolò e Mattia Visentin, i 2 giovani agenti della polizia locale che con prontezza e sangue freddo hanno salvato una bambina di 2 anni che si stava soffocando con un pezzo di melone. Ho voluto ringraziarli personalmente insieme all'assessore Zaccariotto, vice sindaco Zaccariotto, consegnandogli anche un gagliardetto del comune come segno di ringraziamento. Sono stati veramente un orgoglio per la città e per il corpo e hanno salvato una vita che altrimenti appunto quella bambina sarebbe morta soffocata in quella situazione. Quindi davvero la formazione del corpo, la formazione anche nel primo soccorso si sono dimostrate importanti. Fabio e Mattia stavano effettuando i controlli per il contributo d'accesso quando hanno sentito le urla della mamma. Abbiamo sentito delle urla abbastanza strazianti in lontananza. Abbiamo capito subito che era qualcosa di grave, non sapevamo cosa fosse. Niente, quando siamo arrivati insomma ci siamo capiti, nonostante fossero stranieri è stato abbastanza chiaro. Non ci hanno pensato un attimo e mettendo in pratica quanto appreso durante il corso sono intervenuti eseguendo la manovra di Heimlich, nello specifico l'agente Visentin, facendo uscire il boccone che stava impedendo alla piccola turista inglese di respirare. In quelle situazioni è indispensabile capire immediatamente come agire. Il collega ha immediatamente interagito con la madre e con la bambina, vedendo che comunque la madre stava tenendo la creatura e le stava battendo sulla schiena, quindi ancora prima di parlare la situazione era abbastanza evidente. La bambina appunto è stata presa e sono state eseguite le manovre. Lui sapeva come eseguire bene le manovre, mentre lui eseguiva le manovre io ho contattato il 118, ho contattato la nostra centrale operativa per informarli di quello che stava succedendo. Quindi sì, il gioco di squadra è fondamentale. La madre si è messa ovviamente a piangere
non per la disperazione ma bensì per il sollievo, e quello anche noi. Dopo ci siamo spostati affinché la madre potesse cullare un pochettino la bambina, che ovviamente stava piangendo disperata, e per fortuna. A quel punto infatti poteva respirare. Una presenza, quella della polizia locale sul territorio, destinata ad aumentare. Abbiamo fatto un piano che prevede l'assunzione di 200 nuovi agenti di polizia locale nel prossimo triennio. I primi concorsi usciranno già nelle prossime settimane, quindi chi potrà essere interessato, chi ha figli, nipoti o è direttamente interessato, può monitorare il sito internet del comune e partecipare al concorso. L'idea è potenziare il corpo di polizia locale e potenziare anche la videosorveglianza, quindi arrivare da 500 vigili esistenti oggi a 700, già sono quasi raddoppiati negli ultimi anni, e su questo si deve assolutamente continuare. Come è fondamentale, ribadisce il primo cittadino, che vengano inasprite le pene verso chi commette determinati reati, Borseggi in primis. Per non perdere la fiducia e per non perdere in qualche modo anche nei confronti dello Stato, servirebbero norme più efficaci. Non servono pene infinite, pene severissime, bastano pene certe e rapide, perché altrimenti se non arriva la sanzione la borseggiatrice di turno è ancora il giorno dopo su strada a delinquere. Da Venezia a Noventa Padovana, in questo caso è stato un anziano a venire colto da un malore e stramazzare a terra. Anche qui fondamentale l'intervento dei vigili e dei volontari che hanno usato il defibrillatore. È ancora ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni sono gravi ma stabili, ma l'anziano colto da malore in strada a Noventa Padovana è ancora vivo grazie al defibrillatore e al pronto intervento di cittadini, volontari e polizia locale. Un lavoro di squadra, come racconta il sindaco Marcello Bano. Stavo andando al cantiere di Oltrebrenta, al capolinea dell'autobus, quando ho visto una persona per terra con due persone che cercavano di rianimarlo. A quel punto là sono arrivati i vigili, l'ambulanza era già stata chiamata e c'era anche un'operatrice con il telefonino che dava le varie indicazioni dal 118. Sono stati minuti interminabili. È arrivata la polizia locale che è andato subito a prendere il defibrillatore, hanno collegato il defibrillatore, hanno continuato a massaggiare la persona, dopodiché il defibrillatore ha detto che era arrivato il momento di dare la scossa e questo gli ha salvato la vita. A dare l'allarme un cittadino che, passando lungo via Valmarana, ha visto l'anziano crollare a terra e ha allertato il 118. In attesa dei soccorsi è stato fondamentale l'intervento di 3 volontari che hanno continuato a praticare il massaggio cardiaco, mentre un agente della polizia locale è corso nella vicina farmacia per recuperare il defibrillatore e lo ha applicato all'anziano. Uno strumento di cui ora il comune di Noventa pensa di aumentarne la dotazione grazie al progetto Piccolo Principe della Fondazione Ometto per rendere cardioprotette le città. Stiamo chiudendo il progetto per portare 8 nuovi defibrillatori qua a Noventa, abbiamo già stanziato i soldi e abbiamo deciso di farli con lei. Li abbiamo in tutte le scuole, li abbiamo al supermercato, li abbiamo nelle varie farmacie, le abbiamo dislocate in varie parti anche al centro anziani. La cosa adesso che vogliamo fare è metterlo sulle aree verdi e nelle aree pubbliche di maggior accesso. Usare il defibrillatore, le indicazioni eseguite grazie al supporto telefonico dei medici del 118 in attesa dell'arrivo dell'ambulanza ha regalato minuti preziosi, fondamentali per le operazioni di soccorso. Il comando della Polizia Locale di Noventa ha ringraziato il vigile per il suo intervento e ora pensa a corsi di formazione di primo soccorso. Questa emergenza ci ha insegnato che invece è un'attenzione che dobbiamo avere. Quindi con il comandante, il dottor Luca Meneghini, stavamo infatti ragionando di dotare i nostri mezzi di defibrillatore e fare per i colleghi un corso di primo soccorso che permetta di intervenire con una certa competenza. E abbiamo sentito quanto importante sia in determinate circostanze. Voltiamo pagina ancora una volta. Lo sport entra in consiglio comunale a Padova, singolare premiazione per la Scherma e per le sorelle Fusetti. Oltre 50 medaglie d'oro complessive tra gare nazionali e internazionali per le sorelle Fusetti, 4 atlete padovane impegnate nella Scherma, specialità sciabola femminile. Una serie di risultati sottolineati dall'assessore allo sport Diego Bonavina in occasione di una singolare cerimonia. All'inizio della seduta del Consiglio Comunale, infatti, alla presenza del sindaco, degli assessori e dei 32 consiglieri, sono stati premiati Tommaso Tallarico e Vittoria Fusetti, che a giugno si sono laureati campioni d'Italia
d'Italia nella sciabola categoria Under 17. Diamo il giusto riconoscimento a Tommaso, perché Tommaso è diventato campione italiano, di questo ne siamo felicissimi. E poi ovviamente vogliamo anche dare il giusto riconoscimento a Vittoria, anche lei campionessa italiana. Con loro poi anche la consegna di un riconoscimento alle altre 3 sorelle Fusetti, Benedetta, Carlotta e Diletta, che tengono alto il nome della loro città in Italia e nel mondo. Che a Padova abbiamo qualcosa di straordinario, perché pensate che ben 53 medaglie d'oro tra campionati italiani e campionati internazionali sono state vinte dalla famiglia Fusetti, che hanno anche una grandissima dote, quella di amare lo sport e di portare tantissime medaglie a Padova, al Petrarca e alla nostra nazionale. Un riconoscimento anche per il Petrarca Scherma, società che produce atleti nazionali e raccoglie risultati importanti, nella quale è arrivata quest'anno anche la campionessa olimpionica Francesca Bortolozzi, maestra di fioretto, e per le Fiamme Gialle, gruppo sportivo del quale fanno parte Benedetta e Carlotta, cresciute naturalmente nel Petrarca. Una procedura inusuale ma di forte impatto, quella scelta dal Consiglio Comunale, che ha poi proseguito con i lavori nell'ordine del giorno in programma. Era l'ultimo servizio, ringrazio in regia Edoardo Paris, Talo Morao, Cristian Cardin. Vi do appuntamento come sempre ai telegiornali questa sera, vi auguro un buon pomeriggio, arrivederci.